In concomitanza con le tappe friulane del Giro d'Italia inaugura una mostra molto importante a Villa Manin, una regione in bicicletta, il ciclismo in Friuli Venezia Giulia nella collezione Buffon, davvero una mostra da non perdere che racchiude tutta la storia del ciclismo in regione con tantissimi pezzi antichi, tutti da osservare, tutti da scoprire dal 24 maggio al 15 settembre. Noi l'abbiamo preparata cercando di dare un po' un'espressione del ciclismo in regione, dove abbiamo messo in evidenza praticamente 32 ciclisti e cicliste. Abbiamo messo delle biciclette appartenute a ciclisti regionali o costruite in regione. E poi ci sono le maglie, c'è una cinquantina di maglie, anche queste appartenute a ciclisti importanti, vinti da ciclisti importanti e anche di squadre, sia importanti che squadre cicloturistiche. Una mostra immersa nella solita splendida cornice di Villa Manin che passa dalle due ruote motorizzate a quelle mosse dai pedali e dai muscoli. Ci tenevamo anche a raccontare le due ruote così mosse da solo la forza muscolare. Faccio questo appunto perché abbiamo da poco concluso una mostra dedicata agli scooter di collezionisti friulani, quindi qui di nuovo torniamo a una collezione friulana, la collezione Buffon, che ci racconta un'altra storia, la storia del ciclismo. Tra l'altro il Friuli è il luogo dove si trovano alcune delle salite più epiche del Giro, quella dello Zoncolan, del Piancavallo. Sara Casasola, Stefano Viezzi, Manlio Moro, Jonathan Milan sono solo le ultime 4 gemme del ciclismo in regione, una storia però ultra secolare raccontata in questa splendida mostra. Questa mostra, che si inaugura in concomitanza col passaggio del Giro per i paesi del nostro Friuli, celebra un legame antico che c'è tra il Friuli e il ciclismo e lo fa esponendo le centinaia di pezzi della collezione Buffon di Mortegliano. Questo legame è profondo e antico. Il Friuli vanta tanti campioni del ciclismo, da Giuseppe Micheletto che vinse il Giro del Friuli, ma anche a Ottavio Bottecchia che proprio 100 anni fa per 2 volte consecutive trionfò al Tour de France, e fino ai nostri giorni in cui alcuni giovani ciclisti ancora trionfano in Italia e nel mondo. Insomma, è una mostra che regala emozioni ai visitatori e unisce perfettamente lo sport, la tradizione e l'identità, il Friuli, alla cultura.